Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti rigorosamente in diretta oggi, martedì 17 giugno 2025, da via Carlo Bellerio 41 in Milano, dal bunker di via Carlo Bellerio 41 in Milano che è a prova di missile iraniano, pensate un po', quindi se qualcuno volesse colpirci, ci dispiace per quelli che stanno sopra, ma qua noi... Ma è anche a prova di missili israeliani? No, quelli sono belli in profondità, però insomma, là non oserei sfidarli. Chi parla il vostro spalacazzate preferito, Federico, a fianco come presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. Buongiorno e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Cuccatevi questi 60 minuti di sproloqui che noi semineremo. Il meglio del peggio di Radio Libertà, come al solito. E rammentiamo a tutte le procure della Repubblica all'ascolto che siamo rigorosamente in diretta da Milano, quindi è il foro competente, quello di Milano, ci dispiace per gli altri. C'è un amico della Brianza che quello ci tiene sempre. Anche il foro di Monza è buono. In questo caso però siamo a Milano per la gioia degli amici brianzoli che baciamo e gli vogliamo bene. Tra l'altro salutiamo Monza che ha subito un blackout molto duro. E non solo Monza, ma anche il Città Studi. Da Piola a Monza è andato. Cominciava ad avere problemi e non ci arrivano i missili né dall'Iran né manco da Israele. Eravamo convinti che fosse un attacco iraniano, però devo dire che dal mio attico di Cologno scozzese non abbiamo ravvisato nessun blackout. Ok, 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, 340 670 9659 per chiunque volesse whatsappare, per i più timidosi. Oggi come sempre abbiamo tante canne a fuoco, e soprattutto per chi vuole fare qualcosa di totalmente gratuito e anonimo che serve a far andare avanti la squadra di professionisti, quindi non io, non Mimmo, ma la squadra di gente seria che ci lavora in questa radio, come il nostro direttore, l'amministratore, il nostro mitico Giuseppe che cura il sito, e soprattutto la nostra meravigliosa Sveva che sta dall'altra parte del chelo legnoso di regia, senza il cui preziosissimo lavoro tutto ciò non sarebbe possibile. Potete fare una cosa totalmente gratuita e anonima. Alla dichiarazione dei redditi, siamo in periodo di 7:30, 2 per 1000 partiti politici di come Dushanbe, che è la meravigliosa capitale del Tagikistan, che salutiamo, siamo ascoltatissimi in Tagikistan. Però siamo in Radio Libertà, che nasce da Radio Padania Libera. Invece di dire Dushanbe, se tu dicessi Domodossola, secondo me Domodossola. Ci hanno chiamato da Torino, cioè ci hanno whatsappato da Torino, ci hanno detto scusa, però devi sapere che a Torino c'è Druento, Beh, potresti anche dire il Doria. A Torino c'è il Doria? No, non lo so. Facciamo pubblicità ai nostri territori e alle nostre eccellenze. A Trieste c'è una meravigliosa cittadina che si chiama Duino Aurisina. E quindi che è affacciata sul mare, qualcosa di meraviglioso. Quindi come sono tantissime le località italiane di come donare, 43 di come dromedario 43. Lo scrivete, è totalmente gratuito e anonimo, non vi costa nulla. E i funzionari dell'Agenzia delle Entrate che sono legati a doppio filo con gli uffici dell'Unione Sovietica, anche se non esiste più l'apparato, è sempre rimasto, non lo sapranno mai. Quindi fatelo, aiutateci a desistere, non per me, non per Mimo, ma per chi ci lavora, per chi merita davvero, per chi vuole ascoltare una verità vera e non quella che vi propinano i media mainstream che già sono sommersi dal denaro. Comunque abbiamo con noi già l'ospite che invece ci deve propinare quelle che sono le problematiche della città in cui lui vive. Sì, queste cose qua non le sentirete mai su Radio 24, che è la radio di Confindustria, che è bagnata da contributi pubblici vari, contributo alla stampa, per non parlare del il patronato. Confindustria riceve miliardi di vostre palanche, cari amici a casa. Non vedete che in Italia sia tutto a gratis? Di imprenditori veri ce ne sono pochi, solitamente sono piccoli e vessati dalle tasse. Però ci sono anche gli imprenditori che hanno una qualche storia, che sono riusciti per esempio a spodestare l'inquilino del comune della città dove appunto il nostro ospite vive, lavora
e fa anche attività politica, e sto parlando di Vicenza. Sì. Ci sono appunto anche persone che grazie alle conoscenze o grazie comunque sia ai familiari, grazie ai soldi che ci avevano, che ci hanno investito, sono riusciti a prendere in mano una città e la stanno portando dalla situazione gioiosa in cui appunto era stata risistemata, la stanno portando in mezzo a una marea di monnezza. Sbaglio, Nicolò Naclerio, ci sei con noi? Nicolò? Nicolò, è vero o no che praticamente intanto presentiamo chi è Nicolò Naclerio, sì. perché ci ascoltano dalle Alpi all'Oceano Indiano, ed è giusto che anche i nostri amici di Bolzano all'ascolto sappiano che il nostro ospite è Nicolò. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco. Nicolò Naclerio è consigliere al comune di Vicenza, consigliere comunale al comune di Vicenza per il gruppo di Fratelli d'Italia, soprattutto ex consigliere alla sicurezza quando c'era la giunta Rucco di centrodestra, che insomma tante cose buone aveva fatto a livello di sicurezza. Per chi ci ascolta da tempo, insomma, non è una voce nuova quella di Nicolò Naclerio, che è un amico, tuttavia insomma Vicenza sta diventando tristemente famosa sia nella cronaca dei giornaloni e poi soprattutto su Rete 4, perché c'è quella trasmissione bellissima di Del Debbio, ma anche la trasmissione di Giordano, che aprono in continuazione con servizi da Vicenza. Cioè, parliamo di una città che ha 115.000 abitanti e regna nella cronaca nera. Allora abbiamo voluto, insomma, noi partiamo sempre dal territorio, abbiamo contattato Nicolò, che comunque su Facebook, sui social, tiene sempre una bellissima, insomma, rassegna di ciò che accade a Vicenza, senza filtri né censura, a differenza di molti media. E insomma, Vicenza è in cima alla cronaca nera e ai peggior fatti che accadono in Italia. Ma cosa succede a Vicenza, Nicolò? Grazie intanto Federico. Sì, hai anticipato purtroppo la pura e semplice verità che negli ultimi mesi si sta verificando, soprattutto da 6 mesi a questa parte. Siamo balzati nelle cronache nazionali, oltre a quelle locali, prime pagine dei giornali, per gravi fatti che, come anticipavamo noi fin dal primo consiglio comunale, quindi 2 anni fa, quando è stato eletto il sindaco Giacomo Bossamai del PD, abbiamo sempre avvisato che la situazione non era rosea, bisognava continuare a lavorare nella direzione che avevamo intrapreso noi, Covid permettendo, ovviamente. Sapete tutti quegli anni bui che sono stati 2 anni persi alla fine, amministrativamente. Avevamo detto di intraprendere e continuare, soprattutto nel tema sicurezza, la strada che avevamo tracciato noi. Il sindaco, con il solito suo sorriso, sì, stiamo facendo, si è accorto dopo 2 anni che esiste un problema di sicurezza a Vicenza. Lui sta continuando la sua strategia, che è quella dello scaricabarile, cioè continua a demandare al governo, a ministero, a prefettura, a tutti gli organi che non rappresentano l'amministrazione, diciamo, eletta dai vicentini, e continuano con lo scaricabarile. Ormai la gente però l'ha capito questo giochetto e inizia a essere stanca. C'è stata anche una manifestazione esattamente 1 mese fa, con più di 500 persone sono scese in piazza chiedendo maggior sicurezza, e ad oggi purtroppo non sono ancora arrivate risposte a questi cittadini. Io capisco che le leggi sono quelle che sono, ma sono le stesse che avevamo noi fino a 2 anni fa, non è cambiato, se non migliorato in qualcosa con il governo adesso di centrodestra. C'è ancora molto da fare a livello normativo, però non si può nascondere sempre dietro agli altri. Bisogna assumersi le proprie responsabilità, è quello che non sta facendo questa amministrazione. Ma l'amministrazione del sindaco Bossamai, rapporti con la prefettura, ce li ha o non ce li ha? Sì, ricordiamo che Giacomo Bossamai è espressione di una giunta del Partito Democratico, cioè Bossamai del PD, anche se si vergogna di Elly Schlein.
dovete sapere, cari amici, che Liscia voleva venire a Vicenza a salutare, a fare campagna elettorale per Giacomo, e Giacomo ha detto state ferma, non venire lì, ci fai perdere. Che in vicentino si dice così. Sì, no, ma in verità il Possamai non è proprio vicentino, No. come io non sono 100% vicentino. Che si sente che non sì, sei anche il signor Giacomo Possamai, che alla mia età penso che noi tre, nessuno di sì, appunto. 100%. Ma la meraviglia di Vicenza è una città che sa accogliere e integrare a chi si comporta bene. Dicono sempre no, il Veneto razzista, qua di là. Sappiate, cari amici a casa, che il Veneto è la prima regione per l'integrazione. Chi viene, si comporta bene, trova l'America. Ve lo confermo io, ve lo conferma Nicolò, e ve lo conferma anche Giacomo Possamai, che non può essere qua con noi, ma se vuole chiamare 0292947222, sia suo padre, che veniva da Trieste, e sia lui che ci è cresciuto a Vicenza, ha trovato l'America. Ecco la differenza, perché lui arriva dal nord, noi invece siamo tutti e tre del sud. Eccola. Ecco perché noi siamo i giusti e lui quello un pochino sbagliato. Non se ne deve offendere, non se lo deve pigliare a male il sindaco Possamai. Trieste è un po' più a sud di Vicenza, quindi alla fine sì. Vabbè, comunque, per essere precisi, andiamo avanti, non siamo qua a misurare i paralleli, ma siamo qua a discutere di quello che sta accadendo. Cioè, Vicenza ha avuto un sindaco che è nato a Lecce, Rucco, chi l'avrebbe mai detto, no? Eppure è stato un grande sindaco che ha perso per una manciata di voti, e penso che quella manciata di voti brucino ai tanti vicentini, anche perché dovete sapere, cari amici a casa, che oltre al disastro a livello di sicurezza si sente principalmente in centro. E che succede? Che a forza di eventi abbastanza cruenti, il centro piano piano ha iniziato a spopolarsi di attività commerciali, ma questo ce lo racconta molto meglio Nicolò, che ci chiama direttamente dal territorio. Quindi dici un po' quello che sta accadendo, perché non solo fatti brutti, piano piano si sta svuotando una città. Sì, in centro storico soprattutto, come accennavi tu, Federico, stanno chiudendo negozi, la gente dopo le 8 di sera non esce più, ha paura a uscire, più che non esce più, ha paura a uscire. A me arrivano purtroppo segnalazioni quotidiane di vari fatti, spiacevoli anche. L'ultimo ieri in Piazza Castello, conoscete benissimo l'ingresso del centro storico, diciamo della porta della città, un senza tetto tossicodipendente, va detto, ha dato fuoco all'ombrellone di un bar, cioè stiamo parlando alle 4 di pomeriggio. Cioè, questi sono tutti fatti a 100 metri. 2 persone di colore si sono prese a pugni alle 10 di mattina, ma per 10 minuti in corso Palladio. Cioè, sono tutti fatti che messi insieme uno dopo l'altro, centro storico, quartieri, cioè stanno facendo respirare un brutto clima. E non è l'opposizione, non è Fratelli d'Italia, non è Nicolò Nachello che dice queste cose, perché i servizi in prima serata di TVA non li fa il sottoscritto, non li fa Fratelli d'Italia. Le prime pagine del giornale di Vicenza non le scrive di certo Nachello. Questi sono fatti di cronaca. Dopo uno vuole dire ecco l'opposizione che vuole dipingere la città come il Far West, si sbaglia di grosso, perché ripeto, noi riportiamo quello che riportano giornali e televisioni locali e anche nazionali, come abbiamo visto. Cioè, nessuno si inventa niente. Questa, diciamo, no, anzi, Nicolò, sei stato fin troppo gentile. Voglio ricordare anche altri episodi, tra cui quello di un buon tempone che gira al centro di Vicenza e quando deve fare la pipì tira fuori il suo augello e fa la pipì tranquillamente davanti a tutti in pieno centro di Vicenza, Corso Palladio, un po' via Monte Napoleone di Vicenza, per capirci a chi sta a Milano. È la via bene dove i vicentini fanno le vasche, cioè fanno le passeggiate. Ecco, è un posto che era una bomboniera fino a qualche anno fa, e ora invece ci sono tutti questi buontemponi che passano il tempo a terrorizzare sia chi ci lavora sia chi là vorrebbe trascorrere il tempo, perché è un posto meraviglioso. Corso Palladio Vicenza è uno dei pochi posti in Italia dove c'è qualsiasi tipo di architettura. Ecco un esempio: vengono i studenti da tutto il mondo a studiare Vicenza, città patrimonio dell'UNESCO del Palladio. Ecco, stiamo parlando di una città patrimonio dell'UNESCO, cioè, senza offesa, non di Campobasso. E ora mi chiedo, Campobasso è bellissima! Bacioni agli ascoltatori da Campobasso, però insomma Vicenza ha qualcosina di più, se tanto è vero che anche l'UNESCO la considera patrimonio mondiale dell'umanità.
Ecco, e invece di essere tirata a lucido, un posto perfetto e anche promosso nei vari media, ci troviamo una città che è in cima alle cronache nere, soprattutto nei posti più belli da vedere. Concordo pienamente, Federico. E soprattutto tutto quello che il sindaco sta inaugurando in questi mesi, parchi gioco, piste ciclabili, sono tutto frutto del lavoro fatto nella precedente amministrazione, con i fondi PNRR e tutto quello che gli va dietro. E ci dirò di più, lui si riesce anche a infilare le inaugurazioni private mettendoti il cappello come fosse, adesso riaprirà il cinema a Roma. Adesso mi spieghi cosa c'entra il sindaco che deve fare il post o l'intervista dentro il cinema a Roma dicendo grazie alla proficua collaborazione con l'amministrazione. No, non c'entra niente l'amministrazione, cioè, anche nelle cose private lui vuole, capisci, metterci il becco e farsi le sue, che la gente inizia a capire la strategia che è solo fumo e niente di concreto, e iniziano veramente a essere stanchi qua a Vicenza. Nicolò, io purtroppo sono di parte perché la mia famiglia ha votato in massa per te sì. E non ha mai amato Giacomo Possamai, quindi la mia famiglia non la tengo conto. Io sono una persona obiettiva e intellettualmente onesta. Se io devo dire a una persona che sta facendo bene, l'ho fatto anche in consiglio comunale quando una cosa mi trovava d'accordo, anche, cioè io non sono tout court contro qualsiasi decisione che prenda questa giunta. Se una cosa è fatta bene io lo ammetto, appunto, l'ho sempre fatto. Ma sì. Quando vedo certe cose, comunque una macchina che non sta funzionando, perché la sicurezza è il primo tassello, perché è il più importante, diciamo, la sicurezza di una persona e di vivere tranquillamente in città è la base per tutto il resto, ok? Se una persona non si siede tranquilla, ecco, già lì parte male, è il punto più importante, secondo me, secondo il nostro punto di vista, anche come partito. E poi tutto quello che gli va dietro, cioè, non ci siamo assolutamente in nessuno purtroppo settore. Nicolò, prima, perdona l'interruzione, io prima chiedevo appunto dei contatti che il sindaco possa mai con la prefettura, però evidentemente i contatti con la prefettura per denunciare certe stati di cose possa mai non li usa. Però li potrebbe usare l'opposizione. Cioè partecipa, la sinistra in tutte le città d'Italia dice no, non è colpa nostra, abbiamo il sindaco Beppe Sala che ha aperto la via a tutti, se c'è insicurezza a Milano non è colpa del comune di Milano, è lo Stato che non fa la sua parte. Ma Giacomo Possamai ci partecipa ai comitati di ordine e sicurezza o non si presenta nemmeno come sospettiamo? Allora, l'ultimo ordine comitato di sicurezza che hanno richiesto un comitato di Piazzale Bologna, via Napoli, via Battaglione Montebelli, che non so se conoscete la zona, che è praticamente adiacente alla stazione, lato viale Ippodromo, Campomazzo, lato sinistro. Hanno creato una sorta di comitato. Queste persone di via Napoli, diciamo San Felice, scendono di casa ogni sera dalle 6:30 alle 8:30 e si piazzano sotto i loro condomini ad allontanare personalmente gli spacciatori, gli sbandati che, diciamo, sostano proprio sotto casa loro. Venerdì c'è stato un comitato di ordine e sicurezza pubblica richiesto da questi cittadini che richiedono al prefetto l'istituzione delle zone rosse, perché ricordiamo Padova, Venezia, Verona le ha istituite, anche Treviso adesso. Vicenza è l'unica città a non avere le zone rosse, ok? Non dico, ovviamente le zone principali, stazione come hanno fatto a Padova e quartieri limitrofi che sono facile approdo di sbandati e spacciatori, insomma gente che crea problemi quotidianamente in città. Adesso il sindaco, dopo questo comitato ordine e sicurezza pubblica, che il sindaco è arrivato, con un po' di ritardo ma è arrivato, sono stati ascoltati i cittadini, il prefetto ha aperto a delle mini zone rosse. Adesso stanno studiando quali zone, però c'è questa volontà di aprire le zone rosse, perché Vicenza negli ultimi 4 mesi si è riempita di tossicodipendenti. Perché? Perché vanno via da Padova, vanno via da Venezia, vanno via da Verona, perché lì ci sono controlli, essendoci le zone rosse, i controlli sono obbligatori e se tu hai precedenti per droga non puoi sostare in quelle aree lì. Quindi loro dicono, andiamo a Vicenza che tanto si può fare tutto. Cioè questo è il messaggio che sta passando purtroppo, e la voce gira in Veneto. Andiamo a Vicenza che tutto è permesso, e questo non è ammissibile, cioè nel 2025.
un gioiello di città come abbiamo si sta riducendo, cioè non Porcida a cielo aperto, scusa, il passato No, ma sono stupito anch'io da vicentino, insomma, che sono cresciuto e nato là. Accendere la TV la sera e vedere la mia città natale, che comunque ricorda 115.000 abitanti, cioè in cima alla cronaca nera, portata come esempio di città Gotham City, di città da far paura, corrisse alle 2 di notte nella principale arteria verso est, cioè la statale verso Padova, bloccata alle 3 di notte da dei ragazzini che si pigliavano a coltellate. Cioè, ragazzi, nemmeno a Bergamo, che è qua vicino, che è un po' più grande, vediamo cose del genere, o a Udine, cioè città simili più o meno per ricchezza, per importanza strategica. Davvero sta succedendo l'apocalisse a Vicenza per la tranquillità che ha sempre contraddistinto comunque la città, e soprattutto per il lavoro che era stato fatto dalla giunta Rucco di centrodestra. Ma ti volevo chiedere, quando ci siamo sentiti 2 anni e passa fa, quando c'è la campagna elettorale, tu ci avevi detto sarà dura, c'è un'area particolare a Vicenza, si perderà, se si perde o si vince sarà per un pugno di voti. Tu hai questa particolarità da piccolo imprenditore, da uomo della strada, ecco, quello che manca alla sinistra, da persona che vive per la strada, di carpire il sentimento della popolazione. Ma ora i vicentini, Giacomo Possamai, lo amano oppure non ce la fanno già più? Io sento molto malumore, però vabbè, a me magari vengono a dirmelo perché sono schierato da una parte, però anche attraverso i suoi lettori sento molto malumore, purtroppo anche di chi l'ha votato. Perché? Perché loro dicono lui magari è anche bravo, ma ha una giunta, diciamo, debole, gli assessori deboli. Lui vuole essere presente, lo vedete in tutte le conferenze stampa, sinonimo che lui vuole essere al centro di ogni questione, si assume anche le responsabilità, questo bisogna dirlo, sai, io ho detto ammetto quando c'è da ammettere, però non puoi seguire tutto, è impossibile, se devi fare il sindaco, fai il sindaco. Il tema purtroppo più caldo in questo momento a Vicenza è la sicurezza, quello più sentito dai cittadini, più lamentato, però e ovviamente non puoi. Io la seguivo H24 da consigliere delegato ed era difficile. Ovviamente non fai miracoli, però sei sul territorio. Lui non riesce a dare ovviamente il 100% in quel settore lì. Beh, Nicolò, tu però tu hai applicato il pragmatismo tipico di gente che appunto arriva dal centrodestra. Tu hai fatto i fatti, cioè se questo è un sindaco d'operetta che si presenta solamente o si intesta a eventi o cose che appunto manco sono suoi, che stiamo parlando della crema e della cioccolata. Ecco, non voglio essere... A Vicenza c'è un altro detto che è un po' più cruento, che dice non confondemo... Lasciamo perdere. Diciamo che qua nei 5 anni precedenti io mi concentravo più nel fare che magari nel comunicare. Ecco, lui si concentra più nel comunicare prima che nel fare, quindi prima comunica e poi fa. Ma sì, riesce magari a incantare qualcuno, a illuderlo, però se andiamo a vedere, come diceva Mimmo, il pragmatismo, c'è gran poco. Nicolò, a proposito di pragmatismo, la prima cosa che ha fatto Giacomo Possamai appena si è insediato è bloccare tutte le opere che il centrodestra aveva in cantiere con il PNRR. Voglio ricordare che ne diceva lui, ne dicessero in questo caso, nella sua campagna elettorale. Vicenza era tra le prime città d'Italia per opere finanziate dal PNRR. Sì, 135 opere circa. Ecco. Lui le ha bloccate, diciamo di facciata le ha bloccate. Su quelle 135 opere, diciamo quella più importante che lui ha fatto subito la conferenza stampa in Piazzale De Gasperi, non era un'opera PNR, è un'opera del comune che ha bloccato ed i partiti sono ripartiti i lavori esattamente la settimana scorsa. Quindi lui ha fatto vedere di facciata, no, fermo tutto, cambio tutto, quando alla fine settimana scorsa sono partiti gli stessi lavori che avevamo approvato noi nel progetto nostro, quindi ha tenuto fermi i lavori 2 anni. Tutto il resto dei progetti PNRR, 135 progetti, fai conto che ne ha stralciati una quindicina, una decina, non li ha voluti portare a termine, un paio di scuole nei quartieri, un paio di piste ciclabili, il resto li sta facendo tutti, e ogni volta che lui taglia un nastro, fa l'inaugurazione,
va ricordato che sono tutte opere volute dalla precedente amministrazione, che non ha comunicato, perché molti a voi li sapevano in giunta, magari l'assessore di riferimento, quello alle infrastrutture e alla mobilità, magari noi consiglieri neanche lo sapevamo, per quello vi dico, loro stanno puntando molto sulla comunicazione più che nel fare, perché adesso taglia il nastro, però non dice mai grazie all'amministrazione precedente. Adesso giovedì avremo l'inaugurazione di un parco giochi a fianco Parco Cattaneo, che sapete è un parcheggio semi abbandonato perché ha 300-400 posti che non vengono quasi mai utilizzati, perché è un parco adiacente alla zona di San Felice, purtroppo preda di bandati, e la gente non lo usufruisce. Inaugurerà questo parco giovedì, ma non dirà che grazie al frutto del lavoro l'Italia inaugura, no. Questo è il suo modus operandi in questo momento. Ecco. Questo stile mi ricorda Alessandra Moretti, che quando era vice sindaca del PD, sempre di Vicenza, aveva lo stesso modo di fare. Vabbè, noi invece abbiamo un altro stile. Noi abbiamo cominciato con Nicolò Nacleri, che è il nostro amico da vecchio tempo, da tanto tempo, a porre l'attenzione su quelle che sono le problematiche appunto di Vicenza, e noi continueremo, perché noi di Vicenza abbiamo parlato quando c'era da parlare appunto bene di tutte le varie migliorie, e continueremo a parlarne ancora. Ospiteremo appunto ancora Nicolò Naclerio, che ringraziamo appunto per la sua partecipazione, lo invitiamo a continuare e a non mollare. Grazie Nicolò Naclerio. Ci mancherebbe, grazie a voi. Grazie Nicolò. Pubblicità, rimanete comunque sempre su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E rieccoci in diretta con lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta via Calobello 41 con il presidentissimo Mimmo Magnetta, il vostro sparacazzate preferito Federico, dall'altra parte del Cheno Legnoso la nostra mitica Sveva. 0292947222 per chi vuole dire la sua senza filtri né censure. Per i più timidosi c'è sempre il canale WhatsApp 340-670-9659. Stai lì, guarda come è bello, dall'insubria, dalla piena insubria, dall'insubria meridionale c'è Marco Castelli, profondo sud, come diceva Ada Giovanni Giacomo, profondo sud della Svizzera. Buongiorno a tutti, un saluto a Mimmo e a Federico, ciao cari. E gli ascoltatori più benestanti potranno vedere la presenza di Marco Castelli in alto a sinistra, con tanto di nome sottoscritto. Perché più benestanti? Ah sì, perché quelli che hanno il televisore moderno, quelli poveri che non se lo possono, gli ascoltatori somali che ci ascoltano a Mogadiscio la vedo difficile. Però gli ascoltatori somali ci possono anche guardare su internet, giusto? Sì, no, internet sul cellulare ce l'hanno, sì, ci sono tutti i canali, radiolibertà.org. Andate, ci sono tutte le indicazioni per ascoltarci e per
sostenere questa radio, tra cui donare il 2 per 1000 alla Lega per Salvini Premier. È anonimo e non vi costa nulla, e gran parte di quei soldini vanno a mantenere in vita questa piccola grande radio. Allora, siamo onorati di avere Marco Castelli finalmente oltre che in voce anche in video. Sì, in video, non lo vedevo in da audio anni. video. Sì, è più Esisto. Senti Marco, ma tu c'hai qualche novità riguardo agli accadimenti in Medio Oriente? Hai qualcosa di nuovo? C'è qualcosa che ci è sfuggito? Allora, no, di nuovo non lo so, poi rispetto a tutto quello che sta succedendo in queste ore, tra cui un battage di informazioni importante, nel senso che ci sono un sacco di informazioni smentite da tutti i fronti, e sicuramente la situazione insomma sembra abbastanza segnata. Trump ha appena dichiarato insomma nelle ore scorse che non vuole nessun cessate il fuoco, vuole la fine della guerra. La fine della guerra, per quello che mi è parso, opinione personale, è stata segnata sin dall'inizio, quindi con ogni probabilità l'esito più probabile ad oggi sarà una dolorosa direzione verso cui si va, è quella del regime change in Iran. Dolorosa perché a quanto pare gli iraniani comunque c'è almeno una parte che non vuole capitolare come è capitolata la Siria, per cui è appena stato colpito il centro dell'intelligence legata agli attacchi alla difesa cyber in Israele, è stata colpita dagli iraniani, ma insomma sembra che la strada sia ben delineata, nel senso che non so quanto potranno andare avanti a resistere gli iraniani dagli attacchi israeliani coordinati poi con gli Stati Uniti. Marco, ma è clamoroso quello che tu dici, non avrei... mi hai detto cosa ne pensi, e questo è, non credo che, stando a quello che si legge oggi, ci possa essere quantomeno un esito desiderato differente da parte degli Stati Uniti e Israele. Ma comunque in Iran, oltre le forze armate dello Stato, ci sono le guardie della rivoluzione, i cosiddetti Pasdaran, che sono in maggior numero e sono armati fino ai denti che le forze regolari. E per questo mi sembra stato come possibile che un regime così molto radicato, soprattutto nella fede, che è molto importante in Iran, soprattutto perché c'è un Islam particolare praticato. Ricordiamo che l'Iran è forse l'unica nazione sciita nel Medio Oriente, sicuramente quella più grande, ed è accerchiato sia da sunniti che da appunto Israele, che è il nemico principale, o dall'Occidente. Quindi pensavo che la fede fosse un collante molto molto forte e profondo. Per questo sinceramente non mi immaginavo regime change. E ti posso dire una cosa, non mi immaginavo nemmeno che comunque l'Iran è un paese che ha risorse immense a livello di petrolio e gas, insomma, fosse un gigante da piedi d'argilla, perché sono bastati 2 o 3 ondate di bombardamenti per mettere in ginocchio una delle nazioni che nella regione aveva le forze armate più potenti in assoluto. Io sinceramente non mi aspettavo un epilogo del genere. Allora, non siamo arrivati all'epilogo, ti dico, la strada delineata è quella di cercare il regime change. Poi non si sa se in questo momento qua si spari a 100 per ottenere 20, come si dice, no? Ok, si punta altissimo per ottenere altro, però fate conto 2 dati, è dal 92, se non ricordo male, che Netanyahu e Israele sostengono l'imminente pericolo nucleare iraniano, che ovviamente non si è mai verificato. Ok, quindi il casus belli non è degli ultimi anni, è dal 92, ok, che esiste questa forma di da un lato di informazione e dall'altro di procurato allarme da parte dei vertici israeliani. Ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, recupero subito, a Fox News il segretario di difesa degli Stati Uniti ha fatto delle dichiarazioni abbastanza forti, cioè quello che state vedendo in tempo reale è pace attraverso la forza e America First. Abbiamo risorse nella regione, la difenderemo, saremo forti, il presidente spera che ci sia la pace. Per me questo come dichiarazione mi sembra evidente di impegno anche diretto da parte degli Stati Uniti del supporto di Israele, e soprattutto di evidenziare come gli interessi di Israele sul Medio Oriente coincidano con quelli americani. Okay? È evidente anche il perché.
E tra l'altro lo dichiara un altro funzionario degli Stati Uniti, che anche qua adesso sto andando a ricercare, comunque la sintetizzo, che appunto dichiara esplicitamente che gli interessi ecco qua, questo è Michael Finn, dovremmo lasciare che Israele finisca il lavoro, il che permetterà agli Stati Uniti di concentrarsi completamente sul Partito Comunista Cinese. Una vittoria israeliana stabilirebbe il dominio regionale di Israele e rafforzerebbe il dominio americano a livello globale. Su questo mi sembrano dichiarazioni abbastanza esplicite fatte da funzionari americani di alto livello. Ok, quindi va un po' al di là della semplice scaramuccia o del conflitto locale, come potrebbe essere quello di cui si parla tanto, no? Una cosa che mi lascia molto perplesso, tra l'altro, è la cornice del discorso di tutti i paesi del G7 e anche in realtà della politica italiana, che insistono sempre con questo claim, con questo slogan, che Israele ha diritto di difendersi, per l'amor del cielo. Non entro nel merito, parlo solo di metodo. Israele ha diritto di difendersi, non vuol dire assolutamente nulla all'interno del contesto globale di cui si sta parlando. Quindi significa semplicemente diamo il via libera politico e sostanziale a Israele di andare avanti a fare quello che sta facendo. Un'altra suggestione, di suggestione parlo, che insomma ne è venuta in mente, è sulla scelta di parole e loghi ad opera di Israele, che attenzione, non è che sto dicendo che gli iraniani siano degli stinchi di santi o che siano un'isola felice in Medio Oriente, è tutt'altro, non è un discorso di partigianeria, è soltanto un'analisi dei frame e di quello che sta succedendo. Loro scelgono, gli israeliani, di chiamare l'operazione il leone che risorge o una cosa del genere, facendo riferimento ovviamente al passo biblico in cui Yahweh difende come un leone il popolo eletto. Vabbè. Mi è venuto in mente anche una cosa che è molto interessante. Il simbolo dello Shah di Persia era il leone. Io non vorrei che con la preparazione degli asset di comunicazione fatti da Israele in accordo con gli Stati Uniti sia proprio un regime change in cui la Repubblica Islamica, la teocrazia degli Ayatollah non cada, per far ritornare l'Iran in un contesto politico più confacente sia all'Occidente sia anche a un certo tipo di sviluppo interno. Perché insomma anche questa suggestione qua non l'ho colta ovviamente solo io, l'hanno colta in svariati analisti, sia italiani che stranieri, dove appunto il richiamo costante del leone che risorge, il leone che ritorna, possa fare riferimento al ritorno insomma dello Stato iraniano pre-rivolta Khomeini. E questo insomma è evidente. Netanyahu, scusami Fede, poi ti faccio finire. Netanyahu dice nelle ultime ore che la caduta di Khamenei sarebbe un auspicio per terminare la guerra, quindi la direzione è quella. Poi che l'Iran combatta, non lo metto in dubbio, c'è da dire una cosa: il quasi dominio totale dei cieli di Teheran ormai è israeliano. E ultima cosa, sapete perfettamente che per fare un colpo di Stato si devono colpire tre cose, ok? Il Parlamento, il centro di potere, oltre ai sistemi di difesa, ovvio, però Parlamento, centro di potere, aeroporti e TV. Sapete perfettamente che ieri è stata attaccata anche durante la diretta televisiva la TV principale iraniana. Quindi che la direzione non sia quella di evitare l'atomica su Tel Aviv, ma che questa sia il casus belli per sovvertire l'ordine all'interno dell'Iran, distruggere definitivamente la mezzaluna sciita. Ricordiamolo, Hezbollah e il Libano sono carte 48, ma più che Hezbollah il Libano stesso è in crisi totale economica, è uno stato in disfacimento, e le esplosioni di qualche anno fa sul porto libanese, sai, Israele ha sempre detto che non conferma né smentisce. Il crollo in una settimana della Siria adesso è totalmente in mano agli jihadisti, che ammazzano e massacrano costantemente, più di 1700 morti in un mese nelle zone appunto siriane di persecuzione etnica e religiosa da un punto di vista appunto di Sharia, quindi è una jihad al comando. Crolla l'Iran e gli Houthi ovviamente vengono ormai considerati una problematica minore,
evidentemente è stata distrutta la mezzaluna sciita. Questa fa comodo sia ai sunniti dell'Arabia Saudita, famosi del patto di Abramo, sia ovviamente a Israele, che alcuni fanno notare si sta muovendo a lunghi passi verso la creazione della grande Israele. Sappiamo insomma che Israele è il tradizionale alleato degli Stati Uniti, e quindi come l'Iran invece è uno strettissimo alleato della Cina, con cui insomma c'è un trattato di cooperazione molto profondo con cui Pechino è legato, nonché le materie prime. Gran parte del petrolio e del gas iraniano vanno proprio nella Repubblica Popolare, nel Regno di Mezzo, come lo chiamano loro. È possibile un coinvolgimento più o meno diretto di una o dell'altra potenza? Secondo me no, però non lo so, cioè, stiamo parlando di opinioni personali, perché ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, e per capirci qualcosa nelle fasi più calde uno deve essere più vicino al mago Telma che a un analista, però perché ci sono veramente un flusso di informazioni anche eccessivo. Allora, secondo quello che si legge, inizialmente la Cina stava spostando dei cargo dubbi verso Teheran, poi non si è più saputo nulla. C'è stato un incontro segretissimo tra Stati Uniti e Cina, ufficialmente di tipo commerciale. Poi questo, sapete che se già un incontro segretissimo ti possono dire che possono parlare di qualsiasi cosa, e poi chissà di che cosa avranno mai parlato. Non ci sono stati comunicati stampa congiunti. Il fatto che le due grandi assenti sullo scacchiere, ossia Russia e Cina, verso l'Iran, è un'assenza che si fa sentire molto. Fate conto una cosa: la Russia viene indicata da Trump come il possibile interlocutore per futuri trattati di pace, e ricordiamoci bene che la Russia è stata quella che ha mollato Assad in meno di 2 ore, Assad in Siria. Quindi l'intervento della Russia, da quello che si sente fino adesso, lo considererei impossibile. Quello della Cina sarebbe molto particolare, sarebbe strano, perché finora non ha mai mosso, se non nel suo proprio giardino, uno strettissimo giardino di casa, nulla che non fossero dichiarazioni o magari anche pressioni commerciali. Ma non mi sembra che insomma in queste ore ci stia assistendo a un impegno cinese da un punto di vista militare. Altra cosa da tenere presente però è che il regime degli Ayatollah non gode di molte simpatie interne. Alcuni dicono che ci si attesta tra un 40 e un 60% della popolazione. È vero che il delta è ampio, però è anche difficile avere delle informazioni solide in un regime come quello degli Ayatollah. Sì. Comunque un minimo 40, massimo 60% della popolazione che è fatta di oppositori. Sì. Non è un caso che Netanyahu richiama in più di un'occasione gli oppositori del regime a rivoltarsi, e sta tenendo una particolare cura rispetto a quello che ci ha abituato insomma negli ultimi anni di conflitto a Gaza, per cercare di preservare il più possibile i civili. Sì. Quindi l'idea iniziale che dicevo, la suggestione iniziale di un regime change pensato, mi sembra molto più probabile rispetto a quella semplicemente di un inasprimento di un conflitto che è già in essere da svariati anni all'ombra delle grandi TV e dei grandi giornali, esiste da tanti anni, ma che insomma si basava su regolare vicendevolmente l'impegno nucleare dell'Iran, l'espansione di Israele da una parte e dall'altra come zone di influenza, ad esempio in Siria piuttosto che in Libano. No, erano più scaramucce o obiettivi mirati. Qua mi sembra che l'operazione del leone che risorge è un'operazione ben pianificata, con uno spettro molto ampio di implicazioni, che vanno tutte però a convergere, a mio avviso e non solo, verso un cambio di regime. Sì, poi ricordiamo che l'Iran non è un monolite demografico, anzi i persiani, cioè gli iraniani nel vero senso della parola, sono a malapena il 51% della popolazione. Sono minoranze come azeri, curdi, beluci, arabi, armeni, e chi ne ha più ne mette. Davvero l'Iran è un mosaico di popoli, e quindi la situazione era già traballante da un certo punto di vista già da parecchio tempo. Tuttavia mai sì. Ma pensiamo una cosa. Gli israeliani, che notoriamente sono molto bravi nelle operazioni di intelligence, è noto questo, non mi sembra di dire nulla di strano, no?
sono riusciti all'inizio della guerra a far partire un sacco di missili, un sacco di razzi, insomma un sacco di attacchi andati a buon fine dall'Iran stesso. Una delle notizie di sarà un anno fa, adesso non ricordo, diceva, e purtroppo per fortuna, a seconda di come uno si posiziona, è stata confermata anche dall'Iran stesso, avevano infiltrato agenti del Mossad fino ai massimi livelli dell'intelligence e delle gerarchie militari, sia civili sia dei Pasdaran. Questo che cosa sta a significare però? Che in effetti l'Iran politicamente è un gigante dei piedi d'argilla, sì. Perché se il nemico che loro stessi, se è vero le traduzioni, insomma con tutti i se, hanno da sempre dichiarato essere Israele e verso il quale nemico nessuna pietà avrebbero mai dimostrato, riesce a infiltrarsi ai massimi livelli delle gerarchie politiche e militari fino ad arrivare a compromettere i sistemi di difesa più intimi di un regime che continua a voler apparire come solidissimo, insomma evidentemente così solido non è. E su questo secondo me un forte mea culpa l'Iran degli ayatollah se lo deve fare. Continuare a reprimere e impiccare gente alla lunga può essere che insomma possa generare qualche antipatia interna, ed è un eufemismo. D'altro canto quello che deve far riflettere è il posizionamento di Israele nel Medio Oriente, perché per quanto continuino a manifestare questa sorta di sindrome dell'accerchiamento che esiste, non è falsa, esiste anche, però può essere costantemente sotto attacco per giustificare attacchi preventivi. Attenzione, perché poi si genera un effetto Pigmalione, cioè è un po' la profezia che si autoavvera. Continuare a porsi verso i nemici in maniera ostile e prepotente non può fare a meno che inasprire i rapporti con i vicini di casa più prossimi. Giusto per dare anche qua dei dati concreti, hanno accerchiato la Cisgiordania, stanno adesso recupero se volete dei dati più precisi, comincio a dirveli, la fonte Inside Over, quindi è una testata il online, giornale. Sì, tra le più autorevoli, non schierate con Contesline, voglio dire, cioè niente di propagandistico, però insomma continua a giocare al tirassegno verso i palestinesi di Gaza che vanno a prendere gli aiuti umanitari, accerchia la Cisgiordania, che quindi non è per nulla, anzi è una delle zone con un maggior numero di palestinesi ostili ad Hamas, no? Ricordiamo la zona dell'ANP, e li sta trattando come dei coloni di serie B. Questo alla lunga, attenzione, è difficile che porti a una situazione di pacificazione della zona, ma è più facile che porti a una situazione di dominio di Israele quasi incontrastato, ben supportato dagli Stati Uniti, i quali li considerano l'asset principale sul Medio Oriente. Marco, c'è un grandissimo notista politico ormai in Italia che insomma le più belle frasi di Osho, il grandissimo è apparsa una mega foto di Zelensky con scritto "You, vi ricordate di me?" Ma cioè, è la follia del mainstream, dei media, ma all'improvviso uno degli scenari più importanti è sparito. C'è qualcuno che addirittura dice che Zelensky è andato in Canada per parlare con Trump ha detto "tengo cose da fare a casa, scusate ma devo andare", e quello ha preso e se n'è andato via. Possibile che ci sia qualcosa dietro anche là? È vero quello che denuncia Zelensky, che all'improvviso il flusso di armi a sostegno dell'Ucraina si è interrotto? Non lo so, ma può essere. Allora, da quello che sembra, dal flusso di informazioni, sono stati ritirati dei sistemi antimissili dal fronte ucraino, quindi non offensivi ma difensivi, per darli ad Israele. Può essere. Senza dubbio, insomma, che Trump non veda di buon occhio Zelensky è un discorso strettamente personale, non è un discorso politico. Ricordiamo Trump, anche quando ero fisso qui in radio, ne avevamo parlato in più di un'occasione. Trump ha un profilo un po' particolare il suo, cioè se non gli vai a genio a livello umano, tendenzialmente tende ad ignorarti alla lunga, se non a combatterti anche se rientra un po' quasi negli autogol. Resta il fatto che Zelensky sì, adesso sta insomma, cercando di riaccendere l'attenzione mediatica verso la causa ucraina. In questo momento non sembra che possa avere un grande successo, anche perché considerate che il successo di Israele in Iran comunque sia andrà ad indebolire
in parte anche Putin, il quale, comportandosi a mio personalissimo avviso in maniera un po' avventata, ce l'aveva fatta quasi a raggelare o comunque sia a raffreddare i rapporti con Trump, che gli aveva fatto veramente più di un tappeto rosso, ok? Perché insomma bombardare la domenica di Pasqua i civili, insomma diciamo che anche Trump ha detto che forse in quel momento lì si stava un po' esagerando e forse lo stesso Putin insieme a Zelensky non voleva dei veri trattati di pace. Quindi sì, secondo me il fronte ucraino uscirà per un certo periodo dai radar dei media. Occhio, comunque si rientra tutto in uno scacchiere globale collegato e articolato, perché l'eventuale caduta del regime degli Ayatollah comunque si avrà ripercussioni anche su Cina e sulla Russia. Quindi non c'è dubbio, il massimo rifornitore di droni in Russia e l'Iran. Marco, 2 minuti, ma più o meno quanto è destinato a durare questo conflitto Iran-Israele? Sarà una cosa veloce, un'agonia lenta? Secondo me sarà più veloce di quello che inizialmente paventava e spaventava Netanyahu. Che l'impegno sia protratto nel tempo, secondo me sì, perché l'Iran è grande e grosso, secondo me, ed escludere, ma adesso magari mi sbaglio, non lo so, ma secondo me sarà da escludere un intervento via terra, perché altrimenti lì si andrebbe a complicare decisamente, nel breve tempo intendo, si andrebbe a complicare decisamente il vantaggio per ora degli occidentali. D'altro canto vediamo, adesso nelle ultime ore avevano paragonato Khamenei a Saddam Hussein, ok, quindi di consegnarsi o comunque sia di uscire dal bunker perché altrimenti sarebbero andati a prenderlo, e insomma il paragone è molto forte, un po' perché ricorda l'antica ostilità che c'era tra i baathisti di Saddam e i teocratici iraniani. D'altro canto le modalità di regime change che sono ovviamente molto violente. Quindi non so, secondo me non dura molto se va avanti così, a meno che l'Iran non tiri fuori il coniglio dal cilindro e sveli delle armi che arma segreta. Ma insomma di solito sapete. Sì. Intanto hanno colpito il Mossad in Israele, non è semplicissimo, quindi non è Hezbollah e non è men che meno Hamas a Gaza, è una struttura più solida, ma attenzione, non è così solida come la propria propaganda ha voluto farci credere, almeno finora così non ha dimostrato. Marco, telegrafico qua, ma c'è un rischio guerra civile poi in Iran o sarà secondo te liscia la cosa? E poi andiamo ai saluti perché altrimenti sforiamo. Secondo me è probabile che spingano i ribelli anti-Ayatollah a intervenire a combattere. Ragazzi, il tempo purtroppo è tiranno, finisce sempre troppo presto. Io voglio ringraziare Marco Castelli che si è fatto torturare per mezz'ora, però ha schiarito le nostre menti. E se il conflitto israelo-iraniano prosegue, ci sentiremo ancora. Assolutamente. Giusto? Sì, quando volete. Perché dovete sapere che Marco Castelli attualmente è in diretta da Tel Aviv, quindi oltre che Elia Milani che va avanti, che su Mediaset l'unico altro inviato italiano in Medio Oriente è proprio Marco Castelli. Quindi noi ringraziamo Marco Castelli, shalom, lo salutiamo pure. Mi sembra il caso nei miei confronti. Detto ciò, un bacio a entrambi e al nostro sparacazzate preferito. Ciao cari. Ciao. Grazie a tutti, restate sempre qua su Radio Libertà, buon ascolto e buona serata. Ciao.